Buongiorno Italia, il giorno dopo, the day after domani, the day after tomorrow, il giorno dopo. Another person left a suicide note. È presente quei bellissimi cervi che avevamo visto in montagna, nella Val d'Arzino, ti ricordi? CP mangia così. CP, amore mio, magna cadaveri. Ah, fai anche la timidona, come sempre. Guarda che faccia, sì. Tu con quella faccia lì vuol dire ti muovi a darmi le pappe, ti muovi che non so cosa dire e fare perché sto aspettando le pappe. Arrivano le pappe. Pappe di Emi Tech. Siamo in quel di Cassavio, è qui che voglio continuare la recensione, chiamala così, del dronello del DJI Mini 2. Perché non si chiama più Mavic Mini, si chiama Mini 2 direttamente. Sì. Fa freschetto fuori, fa freschetto. Noi stiamo bene dentro. Ah no, aspetta, ci stanno aspettando la recensione del drone, via. Allora, le batterie sono stracariche. Attenzione che così come succedeva col Mavic Mini, quindi l'1, bisogna aggiornare il firmware, ossia le informazioni, diciamo, della centralina, prendi molto tra virgolette questi termini, delle batterie addirittura. Comunque, iniziamo, via. Io respiro con gli occhi. No, è proprio carino sto adesivo qua che gli ha messo, veramente. Come puoi vedere la memory card l'ho già inserita, ossia la memoria dove andranno a registrarsi i video e le foto. Gli apriamo il culino dietro, prendiamo una delle batterie, perché parlo al plurale, lo sto facendo io. Gliela infiliamo nel culino, tac, chiudiamo. Apriamo il drunello che è proprio bello. Ok, prepariamo il telefono. Accidenti, può non essere molto pratico in quanto ci vogliono tra virgolette un po' di unghie. Vabbè, insomma, dai. Aspetta, bisogna tirare fuori anche il cavetto che era qui. Sì, ok, diciamo non è per nulla pratico se confrontato con il vecchio telecomando, però insomma io credo che come tutte le cose ci si farà l'abitudine, no? All'inizio sembrano sempre cacchiate, però dopo. Apro la mia bellissima app DJI Fly, magari accendo il telecomando 1, 2, idem il drone, da qua sotto uno veloce e uno lungo, attento, tac tac. Il cane che vuole già pinciarselo. DJI Mini 2, nuova versione DJI firmware, aggiorna. Ah, CP, tiro un po' le tende, non si vede niente. Been a lot of late nights on a long road. 어제잘로 woods 이치 라이터 chasing rainbows. I could lead me to that gold. Cloud tobacco, but clearing my goals. 나 흙골을 빠져. Learn to bring the heat because this world is ice cold. Tide or the ring, 改变像个 psycho. I'm just trying to pedal raps and break out of the cycle. Attivazione non riuscita, aggiornamento firmware del drone in corso. Beh, bisogna aspettare, vedi, installazione 49, 50. Ce ne ha per un bel pochino. Può essere che nel frattempo il drone si riavvia, suona, quindi non preoccuparti, sta appunto installando il firmware. Il firmware è una sorta di centralina, vero CP? Spiegagli. O meglio, è il software della centralina. Sì, sta facendo le sue cose. Lascialo fare. No, è già che si lecca i baffi. Hai già anche appena mangiato. Vuoi mangiarmi anche il drone? Ma no! Ovviamente ti taglio i tempi morti, però ti sto facendo veramente vedere tutti i passi che sto facendo e che bisogna fare per poter volare col drone una volta tirato fuori dalla scatola. Quindi vai tranquillo, stai sereno che ti sto seguendo passo passo. DJI Mini 2 firmware aggiornato, benissimo.
Possiamo dargli intanto connetti il drone, seleziona il modello drone DJI Mini 2, aprire i braccetti anteriori, fatto, rimuovere la protezione dalla fotocamera, fatto, inserire la batteria nel culino, fatto, premere il tasto di accensione del drone, poi ripremerlo a lungo per accenderlo, fatto, premo vista fotocamera. Può essere che durante l'aggiornamento mi ha spento il drone, quindi lo riaccendo, tac tac, eccolo là. Tururururururu, quindi lui ora lo rileverà, almeno speriamo. L'aeromobile sta verificando lo stato di attivazione. L'aeromobile qua acconsenti senza sapere, il numero di serie del drone, le relative, qua mi segna il mio indirizzo email, attiva. DJI Carrier Refresh, acquista entro 48 ore, no, praticamente è una sorta di assicurazione che ti consente fino a 2 assicurazioni all'anno, ossia 2 sostituzioni complete gratuite del drone per assicurazione, quindi per anno. Nel caso in cui perde il segnale, ti cade, si rompe oppure ti va anche in acqua e tutto quanto, loro niente, ti prendono il vecchio se c'è, e se non c'è si collegano i dati di volo e ti mandano direttamente quello nuovo. A noi piace rischiare e mettiamo altro. Costerebbe 49 euro. Io premo cancel. Se l'hai già acquistata per il drone vecchio, vedi qua c'è scritto se hai già acquistato DJI Carrier Refresh, tocca qui per vincolare, ossia per portartela nel nuovo drone. Nel mio caso premo la X piccolissima nascosta in alto a sinistra, tac, drone attivato, finito, perfetto. Qui posso dire salta, DJI firmware aggiornato, qua chiudi. Così è come ti si presenterà là. Premiamo vola. Avvia verifica pre-volo, ok, la facciamo, però andiamo fuori dal camper. Chiudo ovviamente perché qualcuno mi vorrebbe distruggere il dronello. Premo avvia verifica pre-volo. Sostanzialmente ti dice verifica che la fotocamera sia libera, che non ci sia più la protezione di plastica trasparente e che il drone abbia il culo rivolto verso di te. Assicurati che le antenne del drone siano installate correttamente. Da quel che capisco le antenne sono integrate nel blocco a telefono. Avvia tutorial, stato dell'hardware. Verifica che lo stato dell'hardware del dispositivo come batteria, segnale, telecomando GPS. Avanti. Praticamente con questo breve tutorial ti descrive un attimo la posizione di le funzioni. Tocca sul testo in alto per visualizzare l'esito del controllo automatico eseguito dal drone. Errore bussola, calibrazione, inizia. Ruotare il drone orizzontalmente di... Ciao, giustamente non riesco a fare i filmati e a fare tutto contemporaneamente da solo. Comunque, cosa strana che vedo, l'altezza dell'RTH è impostata a 30 metri, mentre prima mi sembrava molto più alto. RTH cos'è? Return to home, ritorno a casa. Praticamente quando lui ritorna a casa, prima di tornare a casa, si alza a questa altezza qui, 30 metri. Io prima avevo messo, mi pare, 40 e qualcosa, vabbè, e ritorna a casa all'altezza di 30 metri. Protezione volo, altitudine massima 120, puoi spostarlo fino a 500. Distanza nessun limite, noi mettiamogli 5 km di distanza. Formattiamo la schedina, anche qui attenzione, per formattare la scheda SD c'è lo stesso problema che c'era sul Mini 1. Quando tu vai nelle impostazioni alla voce scheda SD c'è scritto formato. Formato in realtà è un errore di traduzione, significa formatta. Quindi rinizializza, svuota, cancella tutto. Diamo conferma, vedi formattazione in corso, vedi la schedina è pronta. Decolliamo. Allora, per decollare c'è il pulsantino qui a sinistra, lo clicchiamo una volta e ci appare questo pulsante centrale. Spero tu riesca a vedere correttamente nel telefono. Teniamo premuto a lungo il pulsante di decollo, anche se ti dico si può avviare premendo contemporaneamente la levetta a sinistra verso il basso a sinistra e la levetta a destra verso il basso a destra. Vamos, tac. Qui il tutorial ci dice scendi di 1 metro, scendi di 1 metro, gira a sinistra, gira a destra, vola in avanti, vola indietro, spostati a sinistra, spostati a destra, a posto, ritorno e atterraggio. Allora, per l'atterraggio tu puoi semplicemente... Dov'è il drone? Allora, per l'atterraggio tu puoi semplicemente premere la levetta verso il giù e lui ha i sensori, rileva il terreno e atterra dolcemente. Altrimenti sempre il pulsantino che hai utilizzato per partire e tieni premuto a terra. Tac. E lui atterra.
Allora, prima di partire vediamo che qui la levetta è al centro, quindi su normal. A sinistra abbiamo cine, ossia modalità cinematic, più lenta, più dolce, più facile anche da guidare per le prime volte. La seconda è la modalità sport, ossia il turbo, quella velocissima che sconsiglio per le prime volte. Il pulsante di accensione, il pulsante di atterraggio e di pausa, e qua a sinistra un pulsante funzioni che andremo a scoprire più avanti, e questo pulsante qui in alto, vedi, che consente di cambiare la modalità video e fotocamera. Difatti vedi, bianco è la fotocamera, rosso è il video. Tac. Qui dietro invece vedi c'è il pulsantino per iniziare la registrazione o scattare la fotografia. Nella parte sinistra invece è la classica rotella per muovere il gimbal, ossia lo stabilizzatore della fotocamera che la fa puntare verso il basso o verso l'alto. Comunque senza tanti indugi io lo farei partire. Allora proviamo a attivarlo anche così. Tac, vedi? Così si accende e puoi farlo partire tu. Con la modalità invece dal pulsantino lui si alza già a 1,20 m di altezza. Boom, salta su nel drone. Ok, sì, è veramente fantastico. In questo video ovviamente, come ti ho già anticipato, ti ho fatto vedere solo l'attivazione. Tutte poi le future impressioni, funzioni, trucchetti eccetera li vedremo nei video successivi. Ma più che altro, se hai qualche domanda falla nei commenti e saprò risponderti. Ti anticipo solo che ho scoperto cos'è il tasto FN, che è il tasto funzione come nei computer. Dall'app gli puoi assegnare un comando. Per ora ce ne sono solo due. Io ho messo il comando che ti butta la fotocamera giù di 45 gradi e ricliccandolo un'altra volta te la rimette dritta in bolla che guarda avanti. La trasmissione, ti confermo, non ha avuto il minimo problema, non si è mai perso il segnale, neanche quando non avevo il drone a vista, che lo mandavo in giro, che ero separato magari da ostacoli eccetera. Non ho ancora ben capito, mi ci vuole un po' di tempo, un po' di pratica, se con questo nuovo sistema di trasmissione la ricezione video avviene in tempo reale, ossia senza ritardi come una volta. Questo ancora non lo so. Questo sarebbe molto importante per evitare eventuali incidenti, in quanto ad esempio a volte ci si trovava tipo davanti a dei campanili, tu eri magari a 5 metri dal campanile, in realtà il video mostrava che tu eri ancora a 20 metri, cioè c'era il drone che ancora stava andando avanti nonostante tu ti eri fermato, hai capito? Quindi c'era ancora il segnale video vecchio che ti mandava il drone. Il video che hai visto è stato girato in 4K, 30 fotogrammi al secondo, sì esatto, per l'ennesima volta ho rifatto il cambio a 30 fotogrammi al secondo. Il 25 non mi soddisfa, però è anche vero che il 25 di sera non ti fa sfarfallare certe luci, certi lampioni. Ciò che altro dire, è un bel giocattolino, lo scopriremo col tempo.
rivediamo un attimino velocemente l'app. Allora, qui in basso a destra, se ti può interessare, c'è la scritta auto, questa è riferita alle fotografie. Cliccando questa puoi selezionare la modalità manuale e poi ricliccandola ritorni all'automatico, quindi hai la possibilità di cambiare l'ISO, la velocità dell'otturatore e la sovraesposizione, che in questo caso è 0.7, ma dovrebbe arrivare anche a 2. Vabbè, qui hai una delle cose più importanti, ossia la bussola. Il pallino sei tu, quella sorta di raggio è dove tu stai guardando. Questa funzione utilizza la bussola del telefono. Questo triangolino qua, questa freccia, è il drone, quindi ti fa vedere dov'è rispetto a te, ok? Quindi rispetto al telecomando, al telefono, e dove sta puntando, se sta puntando verso di te, a sinistra, a destra o lontano da te. Questa è estremamente utile quando non lo vedi. È vero che c'hai i ritorni a casa e tutto quanto, però comunque è molto 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 utile. Qua a sinistra hai la D, è la distanza da te, quanti metri al secondo sta facendo, ossia la velocità in verticale a sinistra e in orizzontale a destra, e H è l'altezza dal punto di partenza, non l'altezza dal livello del mare. Questo pulsantino, abbiamo visto, è quello per farlo decollare, ma anche per farlo atterrare e fare ritorno a casa. In questo caso il drone è spento, ti mostra solo decollo. Se eri in volo avevi atterraggio e ritorna a casa. Ovviamente vanno tenuti premuti a lungo, cioè tu lo clicchi così, non succede nulla, vedi, ha bisogno di tempo in modo che la lineetta verde arrivi alla fine. Qui in alto a sinistra è la modalità normale, sport, ma comunque ce l'hai, hai visto anche nel telecomando. Qui, cosa molto importante, hai la percentuale di batteria, qui da quanti secondi, minuti stai registrando, la ricezione del telecomando e il numero dei satelliti che hai in questo momento. Ti dirò, noi siamo dentro a un camper con un tetto molto ben isolato e già stiamo prendendo 20 satelliti. Sotto questo aspetto è mostruoso. Questo pulsantino sotto serve per guardare le foto e i video che hai fatto, questo per avviare la registrazione se vuoi avviarla dal telefonino e non dal telecomando. Qui appena sopra il pulsante di registrazione c'è le varie modalità. Guarda, la prima è foto, c'è modalità singolo, questa dovrebbe essere la sovraesposizione, e scatto a tempo, una sorta di time lapse che ogni tanto fa gli scatti. Poi c'è la modalità video dove tu imposti la qualità. Io facendo i video in 4K l'ho messo a 4K, 30 fotogrammi al secondo. Quick shot è la parte più interessante, però purtroppo la si può attivare solo durante il volo, quindi non te la posso far vedere. Comunque c'è la modalità che gira attorno a te a cerchio, oppure anche attorno a degli oggetti, no? Tu praticamente disegni l'oggetto al quale vuoi fare il giro attorno, gli dai parti e lui fa il giro attorno a quell'oggetto. È una roba fighissima, no? Hai visto, prima l'avevo provata nel parcheggio con me. Idem poi la spirale, l'ascesa e quegli effetti lì. Non c'è il follow me, ossia questo drone non può seguirti. Panorama uguale, il panorama dovrebbe farti delle foto panoramiche. Io ho provato anche quella a sfera, devo ancora vederla. Quella sfera dovrebbe essere molto interessante, però appunto è una novità, ho visto che nessuno ne parla, la vedrò dopo. Probabilmente è una cosa che è arrivata col nuovo aggiornamento. In ogni caso, guarda, in alto a destra hai 3 puntini, tu premi questi 3 puntini e ci avrai la parte sicurezza che abbiamo visto prima, no? Oh, guarda, ora il return to home è possibile cambiarlo, vedi, non arriva più a 30 metri ma puoi spostarti a 500 metri. Io direi che il return to home lo voglio a 50 metri. Adesso non so, bisognerebbe misurare un po' quanto alti sono i condomini e gli alberi, però intanto 50 metri, col dubbio che non sia tanto altissimo. Aggiorna il punto di ritorno, serve nel caso in cui tu stai volando col drone ma ti sei spostato magari in macchina o che cacchio ne so io, per avvicinarti al drone, e poi dargli aggiorno al punto di ritorno, quindi lui dice ok, non è partito da dove era partito prima, ma è tra virgolette partito da dove è in questo momento. Quindi se faccio il ritorno a casa non ritorno dove mi avevano fatto partire, ma ritorno dove è ora, ok? Alla voce comandi ho lasciato praticamente tutto com'è, sistema metrico, LED anteriore pulsante, l'unica cosa ho cambiato il colore, l'ho messo color Pulmin, il resto non ho toccato veramente nulla. Beh sì, ho fatto il calibra stabilizzazione e gli diamo carica telefono, vedi, così il telecomando ricarica anche la batteria del telefono. Su personalizza tasti, vedi, ho messo personalizza
sincronizza il tasto funzione, gli ho messo il ricentra relativo, come ti dicevo prima, al gimbal. Tocca 2 volte toggle map live view, questo ho visto che non è cambiato niente, probabilmente lo sistemeranno con i prossimi aggiornamenti. Calibra il telecomando non è necessario, il tutorial di volo lo abbiamo fatto all'inizio. Spostandoci qui sulla finestrella fotocamera, cosa abbiamo? L'antisfarfallio che ho lasciato in automatico, i sottotitoli. L'istogramma serve a farti capire che non ci siano delle zone bruciate o troppe zone d'ombra, però è una cosa un po' più da, tra virgolette, esperti. Un giorno se vuoi te lo spiego un po' meglio, però lascialo disattivato, perché se non lo conosci, non sai leggerlo, interpretarlo, è inutile che lo attivi, rompe le balle, basta. Avviso di sovraesposizione, in realtà sono delle sorte di lineette a zebra, no? Che vanno a mettersi sopra le parti sovraesposte, ossia dove c'è troppa luce e sotto tu non vedi quello che ha registrato, quindi è sovraesposta, quindi è tutto perso. Griglie non è necessario, bilanciamento del bianco glielo metto in manuale, sincronizzazione foto automatica HD non so ancora benissimo cos'è, comunque l'ho abilitato, e cache in registrazione l'ho lasciato lì così com'è. Qua trasmissione lascialo in doppia banda, e informazioni è dove eventualmente puoi fare la ricerca manuale degli aggiornamenti. Qui hai lo zoom 2x, meglio di niente, anche se secondo me è uno zoom digitale, ossia un crop, ossia un ritaglio della registrazione in alta risoluzione, quindi non è proprio uno zoom, è un ritaglio che però una volta ritagliato e poi ringrandito nel monitor ti dà giustamente l'effetto zoom. Io ora voglio andare in modalità fotocamera, quindi clicco foto. No, io voglio capire come cavolo si mette il RAW che dicevano. Vedi, ho foto, singolo, scatto a tempo, qui non c'è nulla. Come cavolo si mette il RAW? Intanto siamo saliti a 22 eccolo qua, su impostazioni fotocamera JPEG più RAW. Ok, non l'avevo selezionato, quello lo avevo saltato. Questa è una cosa molto importante. Il RAW praticamente è una sorta di negativo che ti cattura molte più informazioni, ti dà la foto un po' piatta, scolorita eccetera, però ha tutte le informazioni del colore e delle luci e delle ombre. Cosa significa? Tipo, vedi qua dietro, se io faccio una foto qua è tutto in ombra, dal RAW posso togliere le ombre, aumentare la luminosità e io vedo i dettagli di questo cassetto. Se invece scatto in JPEG, che quindi il cassetto è nero, se alzo la luminosità o tolgo le ombre, in realtà quel nero diventa grigio, hai capito? Quindi non vado a vedere gli effetti dietro, perché non ci sono più le informazioni degli effetti del legno, no? Delle rigature del legno, c'è solo un nero, ossia quello che vedi al momento. Per quello io scatto sempre in RAW con la mia macchinetta, ed è una cosa che desideravo tantissimo nel drone, ed ora finalmente col Mini 2 c'è. Eccolo. Vai, sigari!